ascolteremo la base. Una veloce battuta prima di entrare che definisce il nocciolo della questione. La vitalità della Lega sta nella sua base. Per non soccombere alle prossime regionali a Fratelli d'Italia, da qui bisogna ripassare. Alleati che insieme a Forza Italia hanno respinto l'istanza del terzo mandato. E allora andiamo da soli, è stata l'immediata scontata reazione dei leghisti. C'è la necessità di chiarire a livello almeno di segreteria di sezione, mandando dei messaggi alla nostra segreteria provinciale, di esprimere un po' il disagio che si è vissuto in questi periodi, quando abbiamo visto un atteggiamento ostile da parte dei nostri alleati a Roma, che non hanno determinato la modifica della legge che riguarda i limiti dei mandati dei governatori delle regioni. Più ponti o più sbarramenti? Ci vogliono i ponti e anche gli sbarramenti. Serata partecipata, al K3 la sala è piena, i rappresentanti delle sezioni che non sono potuti intervenire si sono fatti prontamente sostituire. Dibattito franco e unanimità di intenti, all'uscita facce soddisfatte e determinate. Allora, contenti dell'incontro? Certo, sì, abbiamo fatto una buona riunione con tutti i segretari di sezione ed è emerso, siamo contenti, dai. Prima di tutto che vuole il rispetto reciproco. Se certa gente si scalda un po' la testa, vuole fare i sapientoni, noi altri non ci stiamo. Naturalmente la democrazia esiste e il rispetto reciproco. E pensiamo che i veneti abbiano avuto delle soddisfazioni con il governatore della Lega Nord o della lista Zaia, che Zaia è Lega Nord, è Lega o Liga Veneta. Abbiamo dato l'incarico al segretario provinciale Quinn di riferire l'esito degli umori e delle proposte che sono emerse dall'Assemblea. Si chiede la continuità del buon governo che c'è stato, riconosciuto dai cittadini di Veneto, con un candidato che a questo punto sia la continuazione del lavoro fatto dal nostro movimento, e l'importanza di avere una lista Zaia a seguito per testimoniare la bontà di quanto è stato fatto finora. Quindi un candidato leghista, insomma. Insomma, non possono pretendere di vincere 4-0. La base chiede di dare continuità a quella che è l'amministrazione uscente e quindi con un candidato della Lega, una corsa in coalizione con un candidato della Lega e con una presenza di Luca Zaia importante. Ogni serata la verbalizziamo e quindi anche qui ci sarà un verbale che poi invieremo alla segreteria regionale, come facciamo ogni volta che facciamo una riunione qui al K3, e questo è quello assolutamente. Messaggio a Stefani, insomma. No, assolutamente messaggio a Stefani, una condivisione di una riflessione che secondo me sposerà anche lui, perché noi vogliamo aiutare la Lega a fare le scelte migliori per i cittadini del Veneto, e l'abbiamo fatto ascoltando la base.